Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Non c'era appassionato di motori in Italia negli anni '80 che alle 12:45 ogni domenica non si sintonizzasse su Italia 1 per seguire Grand Prix. Questa era la sigla, Round in D minor del 1985 di Augusto Martelli, ma Grand Prix aveva esordito al giovedì, il 1 aprile del 1982, era solo una striscia di 30 minuti che poi è diventato un programma che durava oltre un'ora nel corso degli anni '80 e si occupava di pista, rally, strada, si occupava anche di motociclette con Nico Cereghin, ve lo ricordate? Casco ben allacciato in testa, luce accese anche di giorno e prudenza sempre. A condurre questo magnifico programma era Andrea De Adamic, questo grande pilota che se n'è andato il 6 di novembre scorso, amiche e amici miei, ma non dell'avventura, e noi oggi vogliamo dedicargli un ricordo qui al garage dell'Alfista, perché parlare di Andrea De Adamic significa parlare soprattutto di Alfa Romeo. Friulano, nel 1965 era stato ingaggiato dall'Alfa Romeo e aveva portato alla vittoria la Giulia GTA in 2 campionati europei turismo nel 66 e nel 67. Poi 5 stagioni in Formula 1 a partire dal 68, correre con scuderie quali Ferrari, McLaren, March, Surtees, Brabham, e poi il mondiale prototipi dove si è confermato campione e ha vinto 2 volte con l'Alfa Romeo. Nel 1974 il ritiro, poi a partire dal 78 fino al 2009 insieme a Guido Schittone è stato per Fininvest, poi Mediaset, a raccontare la Formula 1 e comunque il mondo dei motori. Nel 91 ha anche fondato il Centro Internazionale di Guida Sicura. Bene, oggi qui al garage dell'Alfista abbiamo una testimonianza di chi ha conosciuto la famiglia De Adamic. È Francesca Patrese. Francesca Patrese ha un cuore alfista, suo padre è stato un grande ingegnere dell'Alfa Romeo, suo zio, lo diciamo incidentalmente, un grande campione, Riccardo Patrese, e lei stessa ha corso più volte in Alfa Romeo e ha cominciato, diciamo così, a farsi le ossa proprio al centro di Varano de' Melegari. E allora state a sentire che cosa mi ha raccontato. Buon ascolto. E allora io ho il piacere di avere oggi gradita ospite qui al garage dell'Alfista Francesca Patrese, che ritorna. Lo sapete, lei è alfista 100%, suo papà è stato un importante ingegnere dell'Alfa Romeo, suo zio incidentalmente è un grande campione di Formula 1, Riccardo Patrese, lei stessa ha corso più volte, una pilota professionista, oggi è anche un Amazzone con risultati altrettanto entusiasmanti. Io però ringrazio Francesca per il suo tempo, perché Francesca ha avuto il privilegio, sia pure in maniera non approfondita, comunque di conoscere e frequentare la famiglia De Adamic e conoscere quindi Andrea De Adamic, che se n'è andato questa settimana. Credo che sia cominciato tutto sotto il segno del Rosso Alfa Romeo, o mi sbaglio, Francesca? Non ti sbagli, intanto buongiorno a tutti, grazie mille della splendida presentazione, ed è andata proprio come tu dici, perché da alfista non poteva che succedere che i miei primi passi in pista
li abbia mossi esattamente nel centro diretto da Andrea. Ovviamente questa cosa è successa parecchi anni fa, però sì, i miei primi passi sono stati a Varano de Melegari, al Centro Internazionale di Guida Sicura di Andrea De Adamic, con le Alfa naturalmente, perché non poteva che essere così, insomma. Pensa, io lo guardavo su 4 ruote, lo guardavo nelle fotografie, lo vedevo nei servizi e letteralmente mi sembrava un'astronave, qualcosa venuto dal futuro, anche perché vi facevano fare prove di tutti i tipi. Mi ricordo ce n'era una sull'antiskid che praticamente la macchina era montata a seconda della trazione su una Bravo. specie di traversa con le rotelle tipo il carrello del supermercato Sì, e poi facevate questo percorso tutto bagnato. A che esatto. serviva? Bravissimo, sì, sì, ti ricordi esattamente così, anche perché Andrea è stato antesignano proprio dei corsi di guida sicura con tutta questa tipologia di esercizi. I suoi skid erano forse i più avanzati perché avevano la possibilità di alzare sia l'anteriore che il posteriore e quindi giustamente come tu hai fatto notare tu provavi la perdita di aderenza davanti, dietro, in qualsiasi situazione, sia con una trazione anteriore che con una trazione posteriore, che addirittura con l'integrale. Per cui effettivamente i corsi all'epoca duravano addirittura 3 giorni, quindi avere veramente la possibilità di provare la qualunque in pista. Poi chiaramente per ragioni di costi, di tempi e di tutto diciamo, le tipologie di corso sono diventate un pochino più compatte e quindi anche gli skid sono diventati un po' più basilari. Adesso lo skid car non è altro che un carrellino che uno applica al retrotreno della macchina, quindi ti fa fare esercizio così. E quindi questo attrezzo simula la perdita di aderenza, ripeto, si poteva fare sia davanti che dietro, poi adesso invece si limita, diciamo, a sollevare il retrotreno, quindi a simulare la perdita di aderenza che si può avere per esempio in montagna, sul ghiaccio, insomma sulla neve, e quindi diventa un po' più facile anche gestirlo, impari il controsterzo, impari le manovre che bisogna mettere in pratica per controllare la macchina in queste situazioni qua. Però sì, è proprio come tu ti ricordi, noi ci si divertiva un sacco a fare questi esercizi, questi Beata te! slalom, sì, guarda, in effetti devo dire che è stato veramente un periodo divertentissimo nella mia vita e molto utile tra l'altro perché insomma, sai, dovendo poi la mia esperienza di corsa sicuramente ne ha beneficiato, però insomma anche nella guida di tutti i giorni ormai si macinano chilometri su chilometri ogni giorno, per cui non viene mai male, insomma, sapere qualcosina in più. Ma Decisamente. sì, il corso era poi nato con questa finalità, poi chiaramente come sempre si è tentato, anche quando poi sono diventata a mia volta istruttrice di guida sicura, si è sempre tentato di spiegare che non è che la guida sicura e la guida sportiva siano due cose differenti, la tecnica è esattamente la stessa, tu la applichi in pista per ottimizzare le prestazioni, la applichi in strada per avere un margine di sicurezza più alto, ecco, per cui fu promotore anche di questa filosofia, Andrea, sì, Poi, è nata proprio così. poi tra l'altro che io ricordi a quel tempo avevate proprio tutte e tre le tipologie, perché Sì, al centro c'erano le 164, le sì, 75 e le 33. bravissimo. Sì, signore, esatto, esatto. Proprio. Ma allora adesso io non mi ricordo più qual era la trazione anteriore che si usava. Sicuramente si usava la 75, sicuramente si usava 164, però io non mi ricordo più quale trazione anteriore. Può darsi che fosse la 146 che si usasse per trazione anteriore, ma ti giuro non me lo ricordo. Beh, Mm. insomma, sono passati Senti, tanti ma il anni. grande vecchio tu lo hai avvicinato, ti ha detto mai qualcosa? Perché tu Ma conosci bene allora, i figli in realtà, ne sei sì, stata anche rivale in esatto. pista. Altro che. No, allora Andrea sì, chiaramente, certo, l'ho avvicinato anche perché lui era abituato proprio ad aprire ciascun corso. Quindi tutti i corsi che io ho frequentato, lui il primo giorno apriva il corso, era proprio la sua abitudine. E chiaramente conoscendo mio papà, insomma, ci siamo scambiati qualche parola, insomma, però devo dire che non avevo una conoscenza approfondita di lui
Andrea, conosco molto meglio Cora e Gordon, ho conosciuto molto meglio Cora e Gordon, i suoi figli, con cui ce le siamo suonate di santa ragione in pista, e quindi lui l'ho conosciuto, diciamo, in maniera abbastanza superficiale, perché, ripeto, non ho mai avuto un contatto così diretto, se non in queste occasioni un po' formali, diciamo, ecco. Immagino comunque che nelle sue uscite il primo giorno di corso non si limitasse solo ai saluti, immagino vi Ma raccontasse almeno la filosofia dei sì, corsi. sì, quello, ma poi insomma comunque anche, diciamo, i responsabili dei suoi corsi era gente del livello di Richard Faverot, di Enrico Bertaggia, quindi insomma ci lasciava in ottime mani, quindi si apriva il corso, spiegava un po' che cosa si cercava di raggiungere attraverso questi corsi, e poi però, diciamo, la conduzione rimaneva in mano a persone, insomma, di quel tipo lì, di quel livello lì, insomma, siamo sempre stati calibrati su questi livelli. Ecco, però vedi, questo è il senso delle varie formule in cui si corre, delle varie gare. Cioè, molti pensano che in fondo tutta questa roba sia un enorme giro di soldi e un enorme spreco di benzina per andare a Mm, correre e fare le qualifiche. In realtà il concetto è questo, ma avere maggiore sicurezza su strada, che è quello che De certo, Adami ci ha cercato di insegnare a tutti, non soltanto assolutamente, con il centro, per chi poteva andarci, ma anche con Grand Prix la domenica a luna. Io certo. ero bambino negli anni '80, ma guai a perdere la sigla di Grand Prix e Sì. vedere De Adamic, insomma. È vero, confermo, lui è stato proprio un promotore di questa filosofia della sicurezza in strada. Il centro è nato proprio con quello spirito lì. E quindi sì, sono anche contenta, insomma, di aver potuto vivere in prima persona questo approccio, ecco, sì, sì. Poi è diventato anche mio nel tempo, nel senso che io nata da lì, nascendo da lì, non potevo che continuare a portare avanti questo tipo di filosofia qui, proprio l'ho sposata in pieno, quindi Direi che hai non è, avuto sì, un ottimo maestro. sì, da quel punto di vista lì sono proprio, sì, molto contenta, molto anche onorata, insomma, di aver potuto seguire queste tracce, ecco. Senti, nella vita io ho sempre sostenuto una cosa, che chi come voi, cioè ognuno di noi, io sostengo da sempre questo, che ognuno di noi, l'ho detto pure l'altro giorno in diretta quando è arrivata la notizia della morte di De Adamic, ognuno di noi fuori dal tempo ha un orologio con una data e un'ora precisa. Però ci sono degli esseri umani che io reputo nettamente superiori, i quali ingaggiano una furiosa battaglia col tempo cercando di beffarlo, e sono quelli che corrono, possono correre col cavallo, con la macchina, con la motocicletta, con quello che vuoi tu, però fanno una lotta furiosa contro il tempo per cercare in fondo di beffare quell'orologio almeno di un secondo, Beh, almeno di un sì, secondo. Ehm, Quanto questa filosofia può essere utile nella vita, secondo te? difficile. Comunque basta un decimo, basta rubare un decimo e sei già davanti, quindi basta davvero poco. Non ti saprei rispondere così con precisione, perché quella io l'ho sempre considerata una cosa un po' personale, per cui in realtà non è che poi Cioè il questa senso è ricerca, mh, sì, è ma il questa senso del ricerca di tempo, quanto battere. conta. Ma il tempo è relativo, non lo dico mica io, lo dicevano personaggi molto più grandi di me. Ripeto, dal mio personalissimo punto di vista, questa ricerca del battere il cronometro anche solo di un decimo, ma basta anche un centesimo, è una cosa personale. Guarda, ti faccio solo un esempio che non ha a che fare con le macchine, Sì. ma con i cavalli. Perché sì, tu hai citato giustamente le corse in pista dove è vero, il tempo conta. In realtà
pochissime volte si tratta di cronometro, perché si tratta di mettere il famoso cortomuso davanti quando si corre in pista. Chi se ne frega se vai un centesimo, un decimo o un secondo più veloce, l'importante è mettere il naso davanti, no? Ma invece nella specialità del cross, il cross è una gara di regolarità, per cui tu hai un tempo imposto, una distanza, una velocità per cui devi arrivare esattamente in quel momento, ok? Hai 3.000 metri da percorrere in tot minuti e secondi. E mi capitò, io non mi ricordo se era il 2008 o il 2009, comunque diverso tempo fa, ai campionati italiani a Roma, ai Pratoni del Vivaro, con il mio fido Pluchino di partecipare al campionato italiano e di vincere, ma spaccando il secondo giorno di gara. Ma spaccando il secondo vuol dire che se il tempo imposto era 4:20, io sono arrivata a 4:20:00. Ok, quindi Certo. ho spaccato, quelle fortuna, non è che sì, ok, guardi il cronometro, cerchi di regolare la velocità in base ai punti di riferimento che ti sei messi durante il percorso, però arrivare a spaccare il secondo e il centesimo è anche un po' fortuna, però quella è una cosa che io ricordo veramente come proprio una sensazione meravigliosa, cioè essere riuscita a gestire tutto il percorso, il mio cavallo e la velocità per arrivare esattamente nel momento in cui dovevo arrivare. Ecco, questa è stata una sensazione particolare. Vedi, non ha così a che fare con la velocità, ha a che fare appunto con spaccare il secondo. E quindi non so cosa dirti, nel senso la ricerca del rubare il decimo ha a che fare con una sorta di sfida personale. Poi il saper gestire il tempo in quel modo lì, in quel contesto lì, forse sì, è sicuramente una questione di fortuna, però ha a che fare anche con il gestire tutto sommato le situazioni, no, che ti possono capitare. Non lo so, mi viene da fare questo paragone. Cioè, saper regolare, sì, non è andare alla morte a tutti i costi, arrivare per forza primi, è arrivare giusti. Non so se mi spiego, no? Sì, cioè è un percorso sostanzialmente di conoscenza, conoscere la Sì, gara, il sì, percorso, il mezzo che certo, conduci, in questo caso il esatto, cavallo, nel caso di De sì, Adamic la Giulia GTA, e certo, arrivare al certo, traguardo rispettando il tempo, il tuo tempo. esatto, sì, Senti, esatto. senti, ma secondo te esiste oggi un tipo di pilota come è stato Andrea De Adamic, come sono stati quelli di quella generazione? Sono tanto diversi i piloti di oggi per quel che posso capirne io, che seguo ormai pochissimo il motorsport mainstream, perché mi capita di seguire altro tipo di motorsport, perché ci corrono persone che conosco, quindi è più facile che segua magari dell'altro. Però i piloti a quel livello lì, parlo della Formula 1, io li vedo veramente molto diversi, molto più programmati. Forse mi sbaglio perché, ripeto, non ho così tanto le mani in pasta, però l'istintività, si diceva no, si guida col sedere perché devi sentire Sì. la macchina, devi entrarti dentro la sensazione. Io lo vedo poco applicabile al giorno d'oggi, tutto molto programmato, tutto molto rigoroso. Questi probabilmente vanno anche più forte, però non lo so, io ho la sensazione, mi appassiona, mi entusiasma meno, perché per quanto ne riconosca l'eccelso valore, sportivamente parlando, è meno appassionante secondo me, perché c'è meno istinto, insomma, in pista, per cui Diciamo, personalmente se- sarebbe bello rivederli a confronto, mm. vederli a confronto se fosse possibile, però ciascuno nel suo contesto, per cui non facile, Diciamo che quello poco era paragonabili. diciamo che quello era un automobilismo con le 3C, cuore, culo e coraggio. Sì, sì, mi piace questa Ma non culo nel definizione. senso di fortuna, ma nel No, senso di no, sacrificio. sì, Attenzione. sì, beh, oddio,
si fanno un bel paiolo anche i piloti moderni, non è che se ne facciano meno, a parer mio. Però sì, è tutto molto diverso il contesto, per cui è difficile paragonarli, secondo me. Senti, per concludere, tu quando è che riprenderai un volante in mano? Non voglio anticiparti niente, ma potrebbe essere molto presto. Ovviamente una cosa ludica, non è una cosa, no, a livelli chissà, ma pensa che non dico niente perché sennò mi potrei portare sfortuna, ma potrebbe essere molto presto. E Ti farò noi sapere. nient'altro. Bene, e noi qua saremo ad ascoltare molto attentamente. Grazie. Grazie a voi, è stato veramente un piacere. Grazie Antonino. E allora, grazie alla nostra Francesca Patrese per il suo tempo, grazie a tutti voi, ci ritroviamo con Alex Cereda e Giovanna Scaglione sabato prossimo, sempre alle 9:40 trattabili sulle magiche onde di Radio Libertà. Grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buongiorno. Avete ascoltato il Garage